Buonasera, ben ritrovati, sono le 20:14, edizione straordinaria, questa è l'ultima parte, staremo insieme fino alle 21 con nuovi approfondimenti, ovviamente parleremo di coronavirus ma non solo. Allora, una cosa importante che è accaduta oggi, andiamo subito nella città di Padova dove per noi è collegato l'assessore alla protezione civile, poi anche assessore ai lavori pubblici, alle infrastrutture, Andrea Michalizzi. Buonasera a tutti. Buonasera, lei ha un bel portfolio di assessorati, ma partiamo proprio dalla protezione civile, che immagino sia l'assessorato che l'ha tenuta impegnata maggiormente negli ultimi 2 mesi. Oggi voi avete avuto giunta, la giunta comunale, ed è stata presentata una delibera importante. Ci racconta che cosa avete deciso? Sì, la protezione civile ha lavorato moltissimo in questa esigenza di nuovi strumenti e oggi abbiamo approvato in giunta un nuovo strumento di cui ci doteremo presto in città, ovvero un sistema di avvisi di protezione civile che arriveranno dal comune direttamente sullo smartphone e sul cellulare o anche sul telefono di linea fissa dei cittadini. Quindi chi si iscrive a questo servizio, che è un servizio con messaggi solo di carattere d'emergenza, quindi di carattere di protezione civile, chi si iscrive a questo servizio riceverà il messaggio direttamente dal comune per le varie emergenze o situazioni che possono capitare. In queste settimane ci sarebbe stato molto utile, per esempio, per spiegare passo passo l'evoluzione delle restrizioni o delle aperture, o dove trovare le mascherine, o tutta una serie di informazioni che possono essere utili. Ma anche se non siamo in regime da coronavirus, per esempio, Padova è una città che ogni tanto ci dà qualche palpitazione con i livelli dei fiumi, Bacchiglione in modo particolare, o l'emergenza neve, piuttosto che situazioni molto particolari di traffico. Penso all'estate scorsa, quando abbiamo avuto degli incidenti su dei cantieri in tangenziale e quindi abbiamo avuto dei blocchi improvvisi. Quindi un sistema di informazione rapida. Oggi la Giunta ha approvato questo sistema e presto quindi lo avremo a disposizione per i cittadini. Ma allora, informazione rapida, ma mi permette anche di dire forse a costi non così elevati, perché approfittando dell'utilizzo dell'app lei dice basta iscriversi, quindi non graverà poi particolarmente nelle casse del comune, se possiamo usare questa tecnologia, giusto? Possiamo dare anche una cifra. Noi abbiamo stanziato 20.000 euro per questo progetto. La tecnologia ha questo vantaggio che con una piccola spesa poi hai una resa importante. Tenete conto che potenzialmente possiamo parlare a 200.000 abitanti e più, quindi un sistema che, se va a regime, può essere molto utile nell'era in cui l'informazione è tutto e nella gestione delle emergenze. Poter informare e far sapere ai cittadini cosa accade e come comportarsi diventa fondamentale. Lo abbiamo testato in queste settimane, vogliamo essere sempre più preparati da questo punto di vista. Tra l'altro lei ha il suo secondo mandato come protezione civile, quindi ha visto davvero, insomma, dall'alluvione, la piana del Bacchiglione, ne ha viste veramente tante, soprattutto a Padova. Sì, devo dire che la volta scorsa ho fatto, palestra con le piene del Bacchiglione e imparato tutto sui fiumi. Uno non si preoccupava di un'emergenza di carattere epidemiologico e invece eccola qua. E invece eccola. E fase 2, avete già preparato le informazioni per la città? Sì. Come Giunta e come amministrazione comunale ci siamo confrontati molto su questa situazione che, prima lo dicevo con una battuta, ma è davvero inedita e ha colto impreparati tutti quanti, anche perché poi la durata delle restrizioni e i cambiamenti radicali nelle nostre vite, nelle nostre abitudini, nelle nostre attività lavorative ha sconvolto la nostra esistenza. La città non può affrontare, una città come Padova, una città di 210.000 abitanti, una città con un'università importante, con una zona industriale importante, con un ospedale importante, con un tessuto produttivo e associativo così importante, non può improvvisare questa fase. Quindi abbiamo voluto dare delle linee guida che, un po' come hanno fatto anche altre grandi città, penso a Milano,
che sono a disposizione un po' di tutte le categorie della città, i vari settori, in modo da condividere insieme una strategia. Qui si esce se siamo bravi e diligenti insieme, perché insieme ci proteggiamo dal virus, ma insieme anche rimettiamo in moto le nostre vite e la nostra economia. Qui in questa occasione l'abbiamo capito benissimo. Quindi Padova non improvvisa nulla su questo, e dai trasporti al commercio, al sociale, ai lavori pubblici ci sono tutte delle linee guida che ci siamo dati con poi gli interlocutori, gli stakeholder della città, per affrontare insieme questa emergenza. Sono tanti i settori che cambiano, pensiamo al commercio, come le attività produttive, penso alla ristorazione e ai bar, che sono tra i più colpiti, forse in modo più pesante, perché altri sono ripartiti loro in modo più difficoltoso. Pensiamo a tutto il mondo della formazione, i bambini, chi ha bambini a casa o studenti, ha dovuto rivoluzionare la propria esistenza. I cantieri stessi sono cambiati e i trasporti pubblici per un po' nessuno li ha più usati, e la città ha dovuto anche rivedere il modo attraverso il quale all'inizio dover gestire i trasporti pubblici e poi dover gestire con i trasporti pubblici ridotti all'osso la ripartenza della città. Tra l'altro una città, Assessore, una città che ospita anche il Santo. Adesso dal 18 di maggio arriveranno le messe, insomma bisognerà capire come gestire anche il flusso delle persone che magari avranno proprio bisogno di andare a pregare Sant'Antonio, devoti a Sant'Antonio, che magari hanno dei familiari malati. Quindi bisognerà gestire molto bene anche i flussi in chiesa. Santo, piazze, voi Prato della Valle, insomma avete una città che è davvero molto ricca di grandi luoghi di aggregazione, molto attrattiva ovviamente da sempre. Dinamica da molti punti di vista, perché appunto c'è il turismo religioso, il turismo è un altro comparto che si è rivoluzionato in questi giorni, però Padova sta facendo grandi numeri con le mostre, le manifestazioni, e dobbiamo tornare in marcia anche per poter accogliere in sicurezza questo tipo di attività, e quindi pian piano rimettere in moto anche quel comparto. Abbiamo 60-70 mila studenti universitari su una popolazione di 210.000 abitanti, è cosa di grande importanza. Quindi Padova ha come dire, dei settori strategici molto particolari, quindi è una città da guidare con grande attenzione, ma soprattutto con la comunità insieme. Questo è il metodo che ci siamo dati come giunta, e questo documento che abbiamo approvato, dove tra l'altro per esempio su tutte le prescrizioni di protezione civile prevedeva per esempio un sistema di informazione con la popolazione più efficiente. Quindi stiamo già attuando le linee guida che la settimana scorsa abbiamo scritto, oggi già cominciano a diventare realtà. Senta, su è anche l'assessorato lavori pubblici, infrastrutture. Anche Padova è tornata a muoversi, no? Come cantieri, lo si vede dalle varie code che ci sono anche in tangenziale. È stato lavorando su più fronti. Abbiamo visto il ponte su via Vigonovese, abbiamo fatto un servizio solo pochi giorni fa, ma non è l'unico cantiere attivo. Sì, ci siamo subito messi al lavoro per capire come attraverso i lavori pubblici si poteva dare, come dire, un segnale anche importante, non solo di immagine, anche concreto. Quindi dal primo giorno abbiamo lavorato perché la città non si fermasse. Non perché volevamo negare la situazione, ma capire, studiare attraverso il dialogo con le aziende, le imprese e la prefettura come mettere in moto in sicurezza cantiere per cantiere, non appena i dispositivi ce lo consentivano. E devo dire che poco è rimasto completamente fermo. La città, devo dire che dopo una brevissima pausa
pausa, ha piano piano studiato come ripartire, e per me, per l'amministrazione, era un assillo questo, perché ogni cantiere che partiva era un pezzo di città che si rimetteva in moto, era un pezzo di economia che ripartiva, erano e sono stipendi che entrano nelle case delle persone, perché poi dietro un cantiere, oltre agli operai, c'è una filiera che mette in moto, e che è importante tenere viva. Ma come stanno però le casse del comune? Perché il presidente Anci ha denunciato ieri, e poi anche oggi qui i piccoli comuni turistici in ginocchio: chiediamo di trattenere il gettito IMU destinato allo Stato perché le casse dei comuni piangono. Come stanno le vostre casse? Noi stiamo guardando le ferite di questo coronavirus, perché come le aziende, immaginiamo il comune come una grande azienda, anche noi abbiamo meno entrate. Pensate a tutti i servizi che eroghiamo e che in questo periodo non sono stati erogati, o ai servizi che la popolazione ci chiede in più. Per esempio, alcune imposte le stiamo ritardando, alcune entrate che i cittadini devono all'amministrazione comunale le stiamo ritardando. Questo per dare un sollievo alle persone in difficoltà, ma diventa, come dire, difficile avere delle entrate con le quali poi intraprendere iniziativa per l'amministrazione comunale. Quindi noi stiamo stimando un ammanco intorno ai 25-30 milioni di euro che però dobbiamo e possiamo recuperare. Padova, per fortuna, non è merito di questa amministrazione, è una città che da sempre ha avuto come dire, conti in buona salute, quindi siamo in grado di riprenderci, siamo in grado di fare debito e poter, attraverso la possibilità di far debito, recuperare queste risorse e questa situazione. È una delle prime richieste che ha fatto il sindaco Giordani al governo, alle nostre istituzioni, come dire, che abbiamo sopra, Regione e Governo, date ai comuni la possibilità di fare prestiti in deroga al patto di stabilità. Non chiediamo soldi, ma la possibilità di poterci arrangiare, anche perché abbiamo tanti cantieri in programma e molti in lavorazione. Allora, insomma, Padova comune virtuoso, possiamo dirlo? Ma Padova mantiene questa tradizione, noi ci stiamo impegnando al massimo per tenere in moto tutti i comparti nella direzione che questo coronavirus ci ha imposto di cambiare. Abbiamo dovuto curare un forte spirito di adattamento, come tutte le persone d'altronde, con la loro attività e con le loro abitudini. Grazie mille Assessore, grazie per essere stato con noi questa sera. Andrea Michalizzi, Assessore alla Protezione Civile, Infrastrutture e Lavori Pubblici. Grazie, buon lavoro, buona serata. Buona serata. Lanciamo subito la pubblicità, dopo insieme per parlare di una categoria, quella dei lavoratori edili. A tra poco. Eccoci, ben ritrovati, stavo leggendo le ultime ore, c'è una notizia importante che vi possiamo dare, ANSA battuta davvero da pochi minuti, e recita questo, ovvero che il governo sta valutando l'ipotesi di consentire a partire da lunedì 18 maggio di andare nelle seconde case purché siano nella regione di residenza. L'ipotesi potrebbe essere inserita nel nuovo DPCM con le riaperture previste a partire da lunedì. Quindi attenzione, il governo sta lavorando anche a questo. Prima di dare la parola al nostro ospite vi faccio vedere un servizio che è stato realizzato dai nostri colleghi di Vicenza. Andiamo ad Albettone. Proprio il tema di tasse comunali, tasse che i cittadini devono pagare. Vediamo se questa novità di Albettone potrà essere replicata anche in altri comuni del Veneto. Coronavirus, anche l'economia è malata e ha bisogno di ossigeno. Ossigeno finanziario, liquidità, sgravi fiscali. Così ad Albettone, nel Basso Vicentino, la fase 2 inizia da qui, da un aiuto concreto alle attività produttive, ai bar, ai ristoranti. In primo luogo si è decisa l'esenzione dal plateatico e le attività potranno pertanto occupare il solo pubblico gratuitamente. Ciò comporterà minori spese per le attività e la possibilità di chiedere uno spazio più ampio rispetto al passato, in modo da rispettare quelle distanze che il decreto che il governo andrà ad emanare sicuramente imporrà. Plateatici più larghi, più ampi, un aiuto ai locali, ma
anche alla sicurezza sanitaria, visto che, come sottolinea il nuovo sindaco Francesca Rigato, in questo modo i tavoli potranno essere posizionati a distanza di sicurezza l'uno dall'altro. Ma il comune di Albettone fa di più. È stata decisa la riduzione della tassa sui rifiuti per il periodo corrispondente alle mensilità durante le quali le attività sono rimaste chiuse. Questo è l'unico segnale vero e concreto che un'amministrazione, a nostro avviso, dovrebbe dare alle proprie attività e ai propri concittadini per far vedere la vicinanza. Dunque la tassa sui rifiuti verrà ridotta per il periodo del lockdown, un segnale che è piaciuto molto anche a Gio Formaggio, l'ex sindaco sceriffo chiamato in consiglio regionale, che ha lasciato il posto proprio a Francesca Rigato. Sono orgoglioso che il comune di Albettone, che ho rappresentato fino a pochi giorni fa, con il nuovo sindaco e la nuova squadra, che è la mia squadra, abbiano scelto di aiutare concretamente i commercianti, i ristoratori, i baristi e tutte quelle botteghe che hanno avuto difficoltà e che avranno difficoltà a causa del coronavirus. Spero che tanti altri sindaci prendano ad esempio la delibera del comune di Albettone, perché dobbiamo veramente intervenire con queste categorie. Così ad Albettone alcune di queste norme sui plateatici sono già state applicate anche a Treviso, Padova, ma insomma appunto la speranza è che tanti altri comuni decidano di stare al fianco dei loro pubblici esercizi, provando appunto a ritoccare anche queste aliquote, queste imposte. Io ringrazio per essere in nostra compagnia Paolo Bassani, presidente della Federazione Edilizia di Confartigianato Imprese Veneto. Lo vedo già collegato, buonasera. Buonasera. Allora, do io un po' di numeri al suo posto: 36.000 imprese, 60.000 dipendenti, una delle colonne portanti della nostra economia. Allora, con questi 2 mesi di stop siete partiti a lavorare, direi soltanto dal 4 di maggio, che cosa è accaduto? Voi avete fatto un'indagine per capire quali sono stati gli effetti del coronavirus sulle imprese edili. Com'è andata? Abbiamo fatto un rilevamento su 600 imprese, sia industriali che artigianali, che rappresentano il Veneto, quindi tutte le province del Veneto, e abbiamo riscontrato che c'è stato un gran disagio da parte delle imprese, un gran timore creato da questo blocco, questo lockdown. Questa rilevazione è stata fatta nel mese di aprile, quindi non rileva i sentori della riapertura delle imprese, giustamente, che ad oggi invece c'è stata già da 10 giorni. Il timore grandissimo è quello del futuro dell'impresa. Perché? Perché oltre che l'abbassamento del volume d'affari, del fatturato, che è stimato per il 50% degli intervistati, circa il 20-30%, poi c'è anche il timore di come far finanziare l'impresa, visto che ha avuto un lockdown di circa 5-6 settimane. Quindi è intervenuto in un momento che per l'edilizia è una stagione, visto che l'edilizia vive anche di stagionalità, in una stagione molto favorevole, che è stata storpiata da questo fermo indubbiamente necessario, perché è stato necessario farlo, ma nel frattempo c'è stato anche questo sì-no da parte del governo, perché non si sapeva nemmeno, quando è stata fatta l'indagine, se effettivamente il 4 l'inizio dei lavori fosse stato il 4 o magari fosse slittato ancora più avanti. Infatti veniamo che il 15 di aprile si doveva cominciare e tanti erano già pronti. Io vorrei poi sostenere una cosa: il timore che si sta creando forse all'interno dell'iniziativa privata, specialmente perché è regolamentata dall'iniziativa del cittadino semplice, non dallo Stato che interviene sugli appalti pubblici. Vorrei rassicurare chi deve fare interventi, togliendo il problema economico o il timore economico del sostenimento dell'investimento, ma per quanto riguarda la sicurezza per il Covid assicuriamo che i protocolli prestabiliti dall'OMS e dai DPCM nazionali sono regolarmente applicati dalle imprese, quindi non ci deve essere il timore che l'impresa operi in maniera non regolare per quanto riguarda i dispositivi anticontagio. Quindi si riesce ad applicarli? Lei ci sta dicendo che si riesce ad applicarli? Si riesce ad applicarle, sì, e quasi tutte le imprese ormai le stanno già applicando, perché abbiamo molte imprese che vengono magari da lavori in filiera già attuabili durante il lockdown e quindi si erano già adeguate a dei protocolli e si stanno ulteriormente adeguando
per ottemperare i propri lavori in maniera sicura al 100%. Quindi... E questo ha comportato dei costi ulteriori però per queste imprese, cioè sì, questo adeguamento? Certo, comporta dei costi che andranno a ricadere sul cliente finale, questo è indubbio, ma ci sono iniziative di sostegno a questi conti sia da parte dello Stato sia da parte degli enti bilaterali regionali che intervengono con finanziamenti, con applicazioni di tariffe di comodo o comunque partecipano al costo, perché ci sono dei costi da sostenere, perché effettivamente i DPI per Covid bisogna acquistarli, le pulizie, sanificazioni e altre varie iniziative obbligatorie bisogna attuarle, quindi ci sono dei costi, questo è sicuro. Senta, all'interno della vostra indagine voi vi siete anche soffermati un po' sugli aiuti previsti dal governo nel decreto liquidità. Molti dei suoi associati si sono già affidati alle banche, ma com'è andata? Perché insomma non è così semplice relazionarsi con le banche in questa fase. Assolutamente, sembrava fosse una cosa automatica, velocissima, quasi banale, invece non è stato così, perché le banche hanno giustamente a loro dire chiesto integrazioni e pratica vera e propria di apertura del credito, ma abbiamo riscontrato su questa indagine che circa il 20-25% ha fatto iniziative creditizie in tal senso, un altro 25% le sta pensando e poi qui in Veneto parte delle imprese non sta pensando di come fare, se servirà, ma non ha ancora attuato procedimenti creditizi, quindi si sta autofinanziando perché ha definito questo momento storico come una specie di apnea e tenta di riuscire a risolverlo autonomamente. Chi si è affacciato al credito ha trovato qualche scoglio, ecco, diciamo, però un buon 20-25% ha già attuato procedure di credito. Cosa intende lei quando dice noi rischiamo una falsa ripartenza? Che cosa intende? Sì, abbiamo riscontrato che c'è stata questa grande voglia di riaprire le aziende per completare commesse già esistenti, questo è sicuro. Perché? Perché effettivamente siamo stati colti da un lockdown che è stato come un fulmine a ciel sereno, perché tutto stava funzionando, le imprese lavoravano, c'era il problema pandemico sanitario, ad un tratto abbiamo dovuto fermarci, in quell'attimo tutto si è chiuso, abbiamo chiuso i cantieri, però tutto era lì da finire. La ripartenza è stata veloce perché dal 4 quasi tutti sono tornati negli stessi cantieri, però alle spalle si porteranno 6 settimane di mancata fatturazione e quindi di credito inesigibile, tutto sommato, e c'è pure il rischio che l'investimento si riduca, specialmente nell'iniziativa privata. Come c'è il rischio... Sì, scusi se la interrompo, ma un altro grande rischio è che imprese e fornitori non vengano saldati in tempi brevi. Voi avete bisogno di liquidità. Questo è un altro rischio, nonostante si continui a dire di avere un po' di una politica di reciprocità dei crediti e dei debiti, perché altrimenti l'impatto sarebbe tragico. Si consiglia, anzi l'IBCM lo dice già di per sé, che i fornitori paghino che i clienti paghino i propri fornitori, perché altrimenti si innescherebbe una ruota che creerebbe ulteriori problemi di liquidità delle imprese. Diciamo che questa cosa si vedrà il prossimo mese, effettivamente questa ricerca è trimestrale, è stata fatta in aprile, adesso vedremo a giugno effettivamente dove andrà il mercato. Però nel frattempo sappiamo che entro questa settimana dovrebbe uscire il decreto rilancio, dove le iniziative in edilizia sono moltissime, che interverranno moltissimo nel comune, nel lavoro comune privato, quindi attendiamo le iniziative, perché da quanto si sente dire eco bonus, super bonus, si sconvolgerà un po' la maniera di fare il mercato in edilizia, però si sente solo dire qualcosa, ma non si sa per certo dove andremo a parare. Penso che entro la prossima settimana avremo dei chiarimenti e poi vedremo, perché quelle sono iniziative a favore del cittadino e a favore dell'impresa, perché quello che è sempre stato chiesto da parte nostra è sì, finanziamo le imprese per gli investimenti di impresa, ma cerchiamo di finanziare anche il cliente in maniera che possa pagare l'impresa e non crei
come ha detto lei, quel circuito vizioso di io non pago e quindi se non vengo pagato non pago pure altro. Allora Paolo Bassani, noi ci risentiremo appena verrà pubblicato il decreto rilancio, augurandoci che non ci si metta di traverso la burocrazia come spesso avviene, no? Perché poi tutti questi incentivi non sono mai così semplici, no? Non è mai così semplice effettivamente sì, accedervi. Grazie. Già il codice degli appalti è il primo scoglio nel lavoro pubblico, perché il regolamento non ancora attuato appieno dà molto pensiero a chi attua nel lavoro pubblico, perché non è molto chiaro, non è molto chiaro né per chi la gara la fa né per chi né per l'ente pubblico che la promuove. Nel privato la stessa cosa, nei termini di concessioni edilizie, bisognerebbe velocizzare un po' le pratiche, perché i tempi morti logicamente creano delle distorsioni di mercato e quindi delle mancanze. Ripeto, questo nuovo decreto rilancio, in un certo senso io ho visto qualche novità e sinceramente sconvolge un po' la regolare esecuzione del lavoro edile nel privato. Come attuarlo perché non sia magari, come è già successo l'anno scorso, nel decreto crescita, che non metta magari in crisi il sistema invece che agevolarlo. Grazie Paolo Bassani, presidente della Federazione Edilizia Confartigianato Imprese Veneto. Ovviamente appena arriva il decreto ci risentiamo. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi e buona serata. Arrivederci. Allora, noi andiamo avanti, abbiamo ancora una decina di minuti a nostra disposizione. Chiedo alla regia di farmi un cenno quando è collegato con noi Simone Gastaldello, forse è già collegato, sì. Allora io lo saluto, buonasera. Simone, noi abbiamo voluto contattare un parrucchiere, lei è titolare del negozio Parrucchiere Simone, buonasera. Buonasera a tutti, mi fa molto piacere partecipare a questa trasmissione, grazie. Grazie a lei per aver accettato. Il negozio Parrucchiere Simone si trova in via Facciolati, quindi siamo a Padova. In centro a Padova, sì. In centro a Padova. Allora diamo la parola a lei un po' in rappresentanza di tutta la categoria, questa categoria che si è sentita dire nel giro di 24 ore, bene, dal 18 potete aprire. La prima domanda è questa, ma siete pronti a riaprire? È possibile così in 448 poter garantire il rispetto delle norme anticontagio in questo momento in un negozio di parrucchiere, secondo lei? È molto difficile sinceramente, perché fino adesso non ci hanno mai dato delle linee da seguire. Ci hanno detto mille cose in questi 2 mesi e mezzo, ci hanno detto che si riapriva in un dato giorno, la settimana successiva continuavano a dire no, settimana prossima e via dicendo. Ad oggi realmente è difficile capire come aprire, con le varie separazioni dei locali, cosa adoperare per sanificare l'ambiente, se è corretto adoperare dei prodotti che servono per disinfettare l'ambiente, sanare l'aria e via dicendo. Cos'è che si deve fare sostanzialmente? Ci racconti un po' la sua realtà, ad esempio il suo negozio quanto grande è, cioè quanto facile è rispettare le distanze, le famose distanze di sicurezza, quante postazioni ha? Allora, le postazioni sono 4, l'ambiente lavorativo è di 25 metri quadri e sostanzialmente posso avere anche all'interno della mia attività 2 persone. Però dalle informazioni che ho invece è una alla volta. Esatto. E quindi nella realtà dei fatti, quando si apre un'attività con i costi di gestione, avere una persona alla volta nelle 8 ore ti porta a dire domani cosa succede? Ma mi conviene veramente? Conviene? Esatto. E ovviamente farò dalle 8 di mattina alle 8 di sera, come tutti quanti dicono. Mi porterò al lavoro anche alla domenica, ok? Il primo periodo, giustamente, anche perché 2 mesi e mezzo chiuso un'attività, il sacrificio fa parte anche comunque di chi vuole lavorare e di chi vuole arrivare più avanti, creare sempre qualche posizione lavorativa, perché ad esempio io ho una ragazza che lavora con me, che fatalità nel periodo in cui c'è stato il lockdown è scaduto il suo contratto
Io ad oggi non posso e non me la sento di riavviare il suo contratto, Certo. esclusivamente per il fatto che la mia velocità è a un terzo rispetto a quello che dovrebbe essere, mentre invece le spese ovviamente sono tutte quante portate ai livelli massimi, quelli che eravamo abituati Che 2 mesi e cosa, mezzo fa. come è andata con questi 2 mesi di chiusura? Cioè, quali sono i costi fissi che lei ha comunque dovuto sostenere? Ad esempio, lei è in affitto, è proprietario? Esatto, no, sono affittuale. Ho un affitto e ringrazio ancora adesso anche il proprietario che mi ha dato anche una mano in questo periodo, perché siamo riusciti a raggiungere un accordo, ma non è la maniera corretta di lavorare, perché io vorrei invece pagare esattamente quello che è giusto pagare, e non che uno Stato ti dica sì, ok, il 60% dopo ti verrà detratto, il 40% invece va direttamente dal proprietario. E io vorrei invece avere la possibilità di pagare quello che è giusto, quello che è l'attività, e nella realtà dei fatti a questa velocità che ci mettono, invece la risposta qual è? Non lo so. Senta, Io vorrei anche... cosa le piacerebbe che fosse scritto in questo famoso decreto rilancio per la sua categoria? Che cosa vorrebbe veder scritto? Dei fondi a buono perduto. Lei ha ricevuto i 600 euro, immagino. Ho ricevuto i 600 euro e dovrebbero arrivare gli 800 euro, 700, 600, non si sa mai. Ad oggi realmente queste cifre sono sempre state sparate. Quindi di conseguenza noi piccoli artigiani abbiamo anche desiderio di riaprire le serrande e con la nostra gioia e la nostra enfasi lavorativa creare il nostro ambiente. Ma c'è chi alle nostre spalle non ci dà un aiuto, non ci sostiene. Questi 5.000 euro ad esempio che si parla come aiuti, nella realtà dei fatti, ok, probabilmente questo lunedì si aprirà, quindi siamo sempre nel possibile e probabile, e dopo, una volta aperti, questi soldi ci verranno dati oppure no? Oppure diranno, ah ok, adesso siete aperti, proseguite così e magari a settembre vi daremo un'altra mano? Che magari qualcuno potrebbe dire, ma insomma preferisco prendermi i soldi che potrebbero essere diventati 1.000 euro adesso, da 600 a 1.000, queste sono le ultime notizie che abbiamo, forse preferisco prendermi 1.000 euro piuttosto che lavorare, come dice lei, ad un terzo della mia velocità. Sì, in parte è vero, sì, cioè è giusto questo concetto qua, però non io dovrebbe. non voglio rimanere, esatto, io non voglio essere a casa. Io non sono un pensionato, ho 47 anni, ho voglia di creare il mio mondo, cioè, ho desiderio, ho sogni. Da quanti anni è la sua attività? Da quanti anni è aperto? Ho questa attività da 13 anni. Ah, insomma, quindi, ecco, anche dal punto di vista dei clienti... Scusi, 17 anni. 17 anni, quindi molto. Dal punto di vista dei clienti, secondo lei adesso bisogna rifidelizzare i clienti, oppure insomma lei è stato contattato, è stato cercato, magari qualcuno le ha pure proposto, venga a casa mia, la prego... Certo. Sì. Gliel'hanno proposto? Ma sì, ma perché giustamente anche da parte mia devo farmi il presente, ho chiamato parecchie persone, mando ogni tanto qualche messaggio di presenza, ciao a tutti, speriamo di riaprire, dai che ci vediamo, cerco anche di portare allegria alle persone, di speranza, soprattutto di rivederci acconciati nella maniera corretta. Ma alla fine cos'è che si trova? Si trovano delle persone che ti dicono dai ti prego, vieni a casa, facciamo qualcosa, Allora torniamo sempre a dire, è giusto l'illegalità o è la legalità? Certo. Devo aspettare questi 1.000 euro per portare avanti una famiglia? Esatto, perché sono sposato, ho una figlia, e quindi di conseguenza ci sono tante cose in mezzo a ogni singola persona, e si dovrebbe creare invece un qualcosa di più ampio, e questo invece viene tagliato ogni volta con proclami, perché alla fine sono proclami. Ti dicono, ti mettono la speranza davanti e dopodiché ti dicono, ah ok, passato il tempo, amen.
Noi possiamo soltanto augurarci che insomma, all'interno di questo nuovo decreto rilancio ci sia qualcosa di interessante, qualcosa di vero, qualcosa di pratico per tutte... Soprattutto di vero. Di vero, esatto. Concretezza. C'è bisogno non di spararla perché c'è bisogno di dire, ma fatti, questo sì. Grazie. Anche perché, scusi un secondo, perché soprattutto mi farebbe piacere anche dire... I parrucchieri in generale sono sempre visti sotto un profilo di l'amico, perché noi ci avviciniamo sempre alle persone in maniera amichevole, ma adesso una cosa che è stato detto anche dalla persona precedente con l'intervento, un po' verrà tradito questa amicizia, perché io automaticamente con l'apertura dovrò anche aumentare i prezzi e questo è un altro grosso problema. Perché se in giro ci sono persone che non hanno soldi per mettersi e acconciarsi i capelli, domani sarà ancora più difficile, perché magari sì, adesso avrò sicuramente tante persone che mi aspettano, ma tra 2 mesi, 3 mesi, uno dice, se prima pagavo un taglio di capelli per ipotesi 20, io dovrò aumentare, portarlo a 23, 25, un colore la stessa identica cosa, da un prezzo di 30 a 35, a 40 euro, perché la mia velocità non mi dà la possibilità di sopravvivere e quindi automaticamente invece di un tempo logico per un taglio di capelli o per un colore per una signora, invece di essere di 1 mese, sarà di 2 mesi, sarà di 3 mesi. E non è approfittarsi, io non voglio approfittarmene del mio lavoro o della situazione, invece quello che ci danno è questa situazione qua ed è brutto. Grazie davvero, Grazie ovviamente è tutto legittimo quello che ci sta dicendo, noi le facciamo in bocca al lupo a lei e quindi universalmente a tutta la categoria. A tutta la categoria, grazie. Grazie a Simone Gastaldello del parrucchiere Simone via Facciolati di Padova, grazie davvero per questa testimonianza, buon lavoro. Noi siamo giunti al termine della nostra edizione straordinaria, sapete che ritorneremo con l'informazione domani a partire dalle 11:30, ancora con tanti approfondimenti e le voci dal territorio. Grazie, arrivederci.